Bentrovati, anche oggi Linea Rovente si occupa dei temi caldi, anzi caldissimi del lavoro, il lavoro che non c'è, il lavoro precario, tanti giovani sono costretti a cercare chance lavorative fuori dai confini regionali. Chi resta, però le prospettive non sono tanto rose. Oggi ne parleremo insieme al nostro ospite, che vado subito a salutare e a presentarvi, Angelo Sposato, segretario regionale della CGIL Calabria. Benvenuto. Grazie. Temi, come dicevo, caldissimi. Proprio oggi c'è stata questa iniziativa della CGIL sul territorio cosentino per affrontare il problema dei problemi, possiamo dire, perché è una questione di cui si dibatte da oltre 20 anni, quello dei precari in Calabria. Ci sono 5.000 giusto lavoratori LSU LPU che aspettano da alcuni anche da oltre 20 anni la stabilizzazione. Ci sono stati tanti incontri, tante promesse, tante idee, ma fatti concreti? Sì, il dato è questo. Noi oggi abbiamo fatto questa assemblea regionale con i lavoratori contrattualizzati, LSU, ex LSU e LPU, lavoratori per i quali abbiamo dovuto ricercare a fatica una contrattualizzazione con un grande processo di mobilitazione negli anni passati. Lavoratori che sono da 20 anni che operano negli enti pubblici e ai quali occorre dare una soluzione definitiva. Possiamo dire che gli enti pubblici si fermerebbero senza questi lavoratori? Sono diventati indispensabili. Poi ecco, bisogna anche creare le condizioni però per questi lavoratori di fare una stabilizzazione che li faccia uscire dal precariato. Noi abbiamo fatto alcune proposte negli anni passati, adesso abbiamo il problema del DEF e della legge di stabilità per praticamente dargli questa proroga che non è la soluzione, ma che ci dà la possibilità però di attivare un percorso per capire come avviare la stabilizzazione. Noi abbiamo chiesto e chiederemo nuovamente al governo regionale di farsi carico di chiedere un tavolo nazionale straordinario per questa vertenza, così come abbiamo fatto qualche mese fa, a giugno, ad un'iniziativa, però ad oggi il tavolo non c'è stato. Abbiamo chiesto anche ovviamente di fare un intervento straordinario rispetto alla formazione, perché anche oggi usciva fuori che molti amministratori hanno necessità di avere anche figure diverse negli enti comunali e quindi anche per questi lavoratori in un ragionamento di riconversione all'interno della pubblica amministrazione va fatta una grande operazione di formazione sul lavoro. E poi c'è tutto il precariato, noi abbiamo diverse forme di precariato in Calabria, infatti le criticità che noi abbiamo posto anche al governo nazionale è che esistono delle situazioni diverse a seconda delle regioni italiane. In Calabria noi abbiamo, lei lo diceva all'inizio, una espulsione dei giovani dal mercato del lavoro ma anche dalla Calabria, che ormai è diventato un problema dei problemi. Se poi prendiamo gli indici e le valutazioni fatte da Istat, Svimez e gli indicatori, in Calabria questa difficoltà legata all'occupazione produrrà nei prossimi anni anche una fuga che rischia di incidere molto sul carattere demografico della regione, perché se si continua a perdere giovani, si continua a perdere forza lavoro, si continua a creare le condizioni per una migrazione spinta, gli indicatori ci dicono che nei prossimi 40 anni la popolazione regionale si può dimezzare. Quindi si rimarranno pochissime persone. Se poi aggiungiamo anche il problema che c'è ovviamente nelle aree interne, perché il lavoro quando si riesce a trovare si trova soprattutto nelle aree un pochino quelle più urbane, la Calabria ha proprio bisogno di una rivisitazione e del modello sociale ma anche di un assetto istituzionale, ma si deve partire dal lavoro e da un piano per lo sviluppo. Cioè, i ministri, bisogna rispettato da loro quando sono venuti nel cantiere Calabria, che avrebbero dovuto anche dire quali sono gli investimenti che il governo nazionale pensa per la Calabria, perché dicono sempre che la Calabria è la figlia prediletta, è quella più in difficoltà, però poi al di là dei buoni propositi e degli annunci, noi non abbiamo capito bene quali possono essere gli investimenti che i ministri hanno deciso di fare con il governo. Abbiamo delle proposte che poi vi diremo, perché su alcuni settori abbiamo anche fatto delle proposte come sindacato che ad oggi però sono state inascoltate da parte del governo regionale. C'è stata adesso una
convocazione di un tavolo sul lavoro, perché nei giorni scorsi abbiamo chiesto al Presidente Oliverio che i cantieri si fanno con i lavoratori e quindi dovremmo iniziare a capire come li riempiamo di contenuti, e si deve partire da un tavolo sul precariato pubblico intanto, che però metta in campo una analisi su quelle che sono le diverse forme di precariato, perché ce ne sono tanti in Calabria, quindi noi dobbiamo capire come si fanno tavoli settoriali per stabilire con una task force. Noi gli avevamo proposto una unità di crisi sul lavoro, anche questa cosa inascoltata da parte del governatore, perché evidentemente i temi del lavoro forse ancora non entrano nelle corde di questa giunta regionale. Ma voi come sindacati siete uniti, la Triplice è unita per questa battaglia, perché sulla mobilitazione che voi avete proposto per novembre è confermata comunque la mobilitazione? Sì, è confermata, sì. Andrete avanti insomma, su questa strada? Insomma c'è la CISL che ha detto no, aspettiamo perché ci sono delle cose in cantiere, in programma, c'è questa legge di stabilità, potrebbero venire delle cose buone, ci sono dei progetti, delle iniziative, quindi aspettiamo, vediamo prima come evolve la situazione. Non è il momento questo di fare una protesta in piazza, una mobilitazione. Quindi... Noi abbiamo fatto, ovviamente io non entro nel merito di quelle che sono le dinamiche delle altre sigle sindacali, però insieme abbiamo fatto nei mesi passati, da un anno che discutiamo insieme, più iniziative unitarie, anche con degli esecutivi unitari, che in qualche modo avevano valutato congiuntamente la necessità di accompagnare le proposte da mettere in campo anche con un percorso di iniziative di mobilitazione su vari temi, questo del lavoro, della salute, della legalità, e poi ecco, per arrivare ad una mobilitazione unitaria da mettere in campo insieme. Ora, noi abbiamo fatto una valutazione assieme anche ai colleghi della UIL, ma l'altro giorno ho chiesto anche a Paolo Tramonti di valutare ancora congiuntamente se ci sono le condizioni, perché noi non vogliamo fare una mobilitazione contro, noi vogliamo fare una mobilitazione che dia anche un potere contrattuale diverso al governo regionale nei confronti del governo nazionale, quindi fare una mobilitazione, una marcia per il lavoro, per la legalità, per la salute, che rafforzi anche la rivendicazione che il governo regionale può fare verso il governo nazionale, e questo noi vorremmo farlo insieme. È chiaro che farlo insieme significa mantenere gli impegni che abbiamo assunto con i nostri esecutivi e creare le condizioni perché tutto il fronte del lavoro, e quando parlo di lavoro parlo anche però di coloro che il lavoro non ce l'hanno, quindi i giovani, i disoccupati, ma anche un'alleanza sociale da mettere in campo per il lavoro, va fatta in Calabria perché c'è una necessità. Gli indicatori insomma sono quelli che sono, non ci sono. Siamo fanalino di coda in tutte Sì. le classifiche, abbiamo come PIL pro capite, come numero di occupati, siamo fanalino di coda, occupazione giovanile, insomma i dati sono veramente devastanti e allarmanti. Tornando invece, continuiamo un po' a vedere quali saranno adesso le altre proposte, no? Quali sono le altre proposte che voi avanzate, perché non è soltanto la protesta ma è anche la proposta, mi pare. No, certo, noi siamo partiti da quella, perché altrimenti una protesta sterile e fine a se stessa non avrebbe valore. Mi permetta di dire anche che una delle difficoltà che sta avendo anche la Calabria e se vogliamo anche il governo regionale è proprio questa mancanza di visione del governo nazionale sui temi del lavoro nel sud, perché nel sud non si possono fare scelte così come è stato fatto per il nord con decontribuzione, con bonus, perché non c'è un sistema produttivo come può essere quello del nord, e quindi quando tu fai degli interventi non diversificati, in questo caso a sud servirebbe un piano di investimenti pubblici, ecco perché noi chiedevamo l'altra volta. Qui stiamo vedendo le immagini dell'incontro di oggi, avete anche ribadito questi temi, possiamo certo. rientrare in studio, prego la regia, questo è un momento dell'immagine, tra poco sentiremo anche le parole della segretaria nazionale. Stracchetti, della segretaria nazionale. È stata una manifestazione molto partecipata, tra l'altro con grande senso di responsabilità, perché lavoratori da 20 anni che sono precari, insomma l'esasperazione, eppure con la solita compostezza oggi abbiamo fatto una bella discussione facendo anche delle proposte, perché abbiamo detto attiviamo questo tavolo regionale nazionale, cioè con la regione e con il governo, per capire come si può intervenire da un punto di vista straordinario in Calabria per sbloccare anche il turnover nella pubblica amministrazione, liberare risorse per le amministrazioni locali, comunali e gli enti che utilizzano questi lavoratori, a partire dalla regione che dovrebbe iniziare ad stabilizzare i propri,
e vediamo come su questo si attiva da una parte un piano per la formazione, perché può anche avvenire che in alcuni enti servano delle figure che magari non ci sono e quindi si fa un piano di formazione, e dall'altra occorre sbloccare da un punto di vista anche della, diciamo, della possibilità per fare il turnover nel lavoro pubblico, un quadro normativo che dia la possibilità, in questo caso alla Regione Calabria, di poter fare con i sindaci e con gli enti questo tipo di, individuare questo tipo di soluzione. Quindi questo è un primo pezzo. Il secondo invece riguarda, tra le proposte che abbiamo messo in campo, anche per le altre forme di precariato, come intervenire per individuare sui temi dello sviluppo e sulle basi anche della peculiarità che ha la Calabria, con degli investimenti che devono ovviamente riguardare da una parte l'assetto del territorio, perché abbiamo detto che il nostro territorio è un territorio molto particolare, in estate brucia e in inverno rischia di affondare da un punto di vista anche di quelli che sono gli eventi. E quindi un grande piano della manutenzione significa sbloccare anche il turnover nella forestazione, senza fare la disquisizione dell'utilità o meno dei lavoratori forestali che hanno dimostrato quest'estate quanto sono utili per la Calabria, e quindi sbloccare anche lì un turnover nell'ambito della manutenzione pubblica e della forestazione potrebbe dare respiro a altri 4-5 mila disoccupati e 5 mila precari. Si può fare un lavoro utilizzando i beni culturali. Noi abbiamo detto sulle filiere archeologiche e sui beni culturali ci può essere un grande piano di investimenti da fare utilizzando il fondo sociale, i fondi dei beni culturali del FESR e del POR, il FESR è quello sulle infrastrutture, e lì vedere come fare un piano anche per tenere, noi avevamo detto per esempio, partiamo da una campagna di scavi nei siti archeologici, proprio per essere pratici, e mettiamo in filiera i nostri siti archeologici legati anche a quello che può essere la fruizione, soprattutto per l'esterno. Però la risposta che ci è venuta sono state le ciclovie della Magna Grecia, che con tutto il rispetto del contratto di sviluppo sottoscritto a Roma non sono la soluzione, perché prima di fare, diciamo, la ciclovia sarebbe stato opportuno dare alla luce, immaginate se riuscissimo a dare alla luce Sibari, se riuscissimo a ridare alla luce l'antica Croton, o continuare a lavorare su Scolaccium e su tutti quei percorsi archeologici che noi abbiamo, che potremmo metterli in filiera. Quindi bisogna ripartire proprio da quello che c'è sul territorio. Anche da quello che c'è, però non basta, perché noi abbiamo detto l'altra volta De Vincenti, caro Ministro, noi abbiamo creato la ZES, sulla ZES poi voglio dire, facciamo attenzione, perché noi siamo stati antesignani della ZES, quando nessuno ne parlova più noi abbiamo insistito come CGIL che quello poteva essere un incubatore vero di sviluppo, però adesso non è che si possono avere ZES in tutte le parti della Calabria, adesso la vogliono tutti. È chiaro che anche lì noi abbiamo detto limitiamo le ZES, i benefici delle ZES nelle aree dove esistono i porti, perché nell'ambito del sistema portuale ci sono porti che ricadenti su Giratario potrebbero avere i benefici, e invece sulle aree industriali, perché andremo a delle iniziative, chiedere degli investimenti anche sull'innovazione tecnologica. L'industria 4.0 che tutti declamano, non vedo perché si debba fare solo a Bergamo, a Milano. Allora, Finmeccanica, Fincantieri, le partecipate, ENI, Enel, hanno la possibilità di individuare con il governo un piano di investimenti nell'area aeroportuale di Giratario o nelle aree industriali, Lamezia, per cercare di individuare anche un processo di investimento che riguardi l'innovazione tecnologica, penso alla ingegneria aerospaziale, a quella robotica, a tutto quello che in questo momento può dare anche ai nostri giovani laureati e al nostro sistema universitario la possibilità di fare sì che il know-how che si produce e le intelligenze che noi produciamo in Calabria possono rimanere in Calabria, e quindi coinvolgere anche il sistema delle università calabresi. Ma per fare questo occorreva avere una visione d'insieme, ecco perché noi abbiamo detto al governatore siamo in ritardo su questo, anche il cantiere Calabria è stata un'occasione persa, perché avremmo dovuto discutere prima su che cosa chiedere al governo, perché poi chiusa il cantiere Calabria è rimasto solo il ricordo, e quindi noi saremmo costretti nella mobilitazione a rimettere in piedi una piattaforma rivendicativa che chieda conto di queste cose. Sentiamo adesso Tania Scacchetti, che insomma ha detto per quanto riguarda il precariato e gli LSU è un problema nazionale, poi sì, alla fine non è che riguarda soltanto la Calabria, però qui da noi forse si fa ancora più sentire, no? Perché non pare che non ci siano possibilità di uscita, sbocchi per queste persone che soffrono, attendono e soffrono
diciamolo, da tanto tempo. Ascoltiamo questa breve intervista. È una questione annosa in tutto il panorama nazionale, perché ormai parliamo di lavoratori in molti casi che sono in queste condizioni da oltre 20 anni. Qui in Calabria hanno avuto un trattamento particolare grazie alla straordinaria azione del sindacato, dei lavoratori stessi e anche delle amministrazioni che hanno consentito alle loro condizioni di fare un passettino avanti con la contrattualizzazione qualche anno fa. Questa però è un'avvertenza nazionale, quindi credo che sia importante oggi avergli dato questo rilievo, perché risolvere la questione degli LSU e degli L+, in questo caso, significa dare dignità al lavoro e riconoscere il diritto, diciamo così, all'assunzione, quindi alla stabilizzazione di questi lavoratori nella pubblica amministrazione, significa riconoscergli quello che poi effettivamente hanno fatto in questi anni. Quello che dicevamo, sì. Insomma, sono lavoratori ormai diventati essenziali per il funzionamento, no, della macchina, sì, amministrativa in questi enti, lavoratori che però sono sempre appesi ad un filo. Sì, le cose che diceva il nostro segretario nazionale, poi tra l'altro ha fatto bene a definirlo un'avvertenza nazionale. Poi noi nell'ambito di quello che è il percorso di mobilitazione in questi giorni, in queste settimane, faremo più appuntamenti con i segretari nazionali della CGIL che stanno mostrando grande attenzione verso il sud e verso il mezzogiorno. Noi siamo reduci dalle iniziative di Lecce, ma nella Calabria particolarmente. Noi il 25 faremo un incontro con Maurizio Landini a Crotone sulle bonifiche, sullo sviluppo e sul lavoro nell'area del Crotonese. Il 27 faremo un'iniziativa con il segretario Colla sulla innovazione, sulla industria 4.0 alla Lamezia e il lavoro. E quindi faremo anche lì un punto sul rilancio delle aree industriali. Faremo un'iniziativa il 3 e adesso mi lego anche alla possibilità di utilizzo dei lavoratori della pubblica amministrazione con Rossana Dettori, segretaria nazionale, che ha la delega anche alle riforme istituzionali, perché il 3 faremo una iniziativa a Vibo su quello che deve essere il percorso legato alle riforme istituzionali che sono necessarie per la Calabria, alla quale parteciperà la segretaria Rossana Dettori e altri attori, insomma, della vita politica regionale. La Calabria è una regione vecchia e io sto dicendo da più tempo, noi stiamo dicendo da più tempo, che ha bisogno di riforme, oltre al piano per il lavoro e al piano per lo sviluppo. Le riforme significa che noi dobbiamo rivedere il nostro assetto istituzionale senza intaccare il modello sociale. Poi sul modello sociale ci sarebbe da fare una discussione, perché è chiaro ed evidente che il modello sociale è stato molto condizionato dalla pervasività criminale, da quello che purtroppo è l''ndrangheta in Calabria, perché anche sulla legalità poi di ora faremo una buona iniziativa a Reggio. Quello che noi abbiamo detto nei giorni scorsi al Presidente Oliveri e ad altri soggetti, che ha necessità la Calabria di avere un riassetto istituzionale, non significa togliere l'identità ai comuni, però la Puglia ha il doppio degli abitanti della Calabria e ha circa 200 e rotti comuni. La Calabria, con la metà degli abitanti della Puglia, ha 400 comuni. È chiaro ed evidente che questo tipo di impostazione produce costi che difficilmente sono sostenibili per una regione, perché i costi degli enti locali purtroppo sono diventati un altro tema. Ovviamente se vediamo quello che sta succedendo con le province, no, paghiamo anche le storture di riforme fatte in maniera molto discutibile, perché le province, insomma, erano strutture che potevano dare e danno ai territori una adesso sua... si trovano senza soldi, con tante difficoltà. Però ecco, io avrei i primi 2 anni impegnato gli sforzi, oltre che sul lavoro, anche per ridisegnare la Calabria, con il consenso dei territori, perché ci sono dei processi che si stanno mettendo in campo di fusione. L'errore che è stato fatto è aver lasciato ai territori, no, diciamo, l'onere di procedere a questi passaggi, come sta avvenendo nella fusione Corigliano-Rossano, perché lì purtroppo si sta litigando non tanto sul merito, ma perché è una fusione nata male, perché la Giunta regionale, invece di farla diventare un fatto storico anche importante legato a un'idea di fusione, sta lasciando fare sul territorio, e lì poi nascono tutte le varie difficoltà legate ai campanili, ai municipi, ai localismi. A Casale del Manco si è riuscito a farlo, perché lì c'è stata una maturità in più, e quello è un punto secondo me che va visto. Però va fatto una ingegnerizzazione istituzionale, una riforma istituzionale sui comuni, partendo dalla legge dei piccoli comuni, che può essere utile per tenerli in vita, però
però va fatta un'opera di aggregazione dei comuni, che può significare le vaste, che può significare fusioni lì dove c'è la possibilità, non nell'idea di togliere l'identità, ma di migliorare la qualità e il benessere della vita dei cittadini residenti in quei comuni. E per fare questo occorre anche una pubblica amministrazione adeguata, più fresca, più dinamica, più giovane. Ecco perché i lavoratori della pubblica amministrazione, per tornare al punto, possono diventare loro stessi protagonisti di un progetto di riforma, perché se noi riuscissimo a dare alla Calabria un orizzonte, per dare anche un quadro di fiducia e di speranza, io credo che dalla pubblica amministrazione, dal lavoro pubblico, che è la più grande fabbrica che noi abbiamo in Calabria, ci può essere anche un'inversione di tendenza a quella che è diventato un altro dei fenomeni che purtroppo nasce nei meandri di quella pubblica amministrazione malata, che è il fenomeno della corruzione. E quindi, insomma, ci sono tante idee che sì, si potrebbero realizzare, tante idee in cantiere, però c'è questo anche senso di sfiducia da parte dei cittadini, dei lavoratori, anche nei confronti dello stesso sindacato. Vedo di ieri, no, è così, certo, sì. cioè, abbiamo anche una grafica, no? Sì. Ieri il Corriere della Sera ha sintetizzato un po' la situazione, lo stato d'animo, no, dei lavoratori nei confronti dei sindacati in generale, che vengono visti un po' non più accanto ai lavoratori ma quasi come la controparte, cioè non c'è questo senso, no, di vicinanza, non si percepisce questo senso di vicinanza, ecco, vediamo un po' questa grafica, che il trend, insomma, per quanto riguarda la fiducia nei confronti delle organizzazioni sindacali. Poi c'è l'altra grafica che riguarda anche le fasce d'età, perché incide anche chiaramente, ecco, la fiducia dal 2016 al 2017, le differenze, vedete, dai 18 ai 24 anni, insomma via dicendo. Allora anche i sindacati a questo punto, c'è tra l'altro un senso di sfiducia nei confronti anche della politica, insomma poi si ripercuote un po' in tutte le altre istituzioni, tutti gli altri apparati, quindi anche il sindacato in questo punto deve fare un po' il mea culpa. Tra l'altro ci sono stati interventi anche politici recenti che parlavano di riformare il sistema sindacale, vabbè, sono state delle proposte, vabbè. Sì, quello è un referendum che ogni tanto esce fuori, perché c'è stata una fase in cui colpire il sindacato qualcuno pensava potesse determinare il consenso, poi abbiamo visto come è finito, insomma, chi aveva iniziato, non gli è andata molto bene. Che ci sia un problema determinato da più fattori, perché quando c'è una crisi che perdura da 20 anni è chiaro che si crea un sistema di sfiducia nel rapporto tra ovviamente anche il sindacato e i lavoratori, ma la politica soprattutto. Devo fermarlo, perché dobbiamo andare in pubblicità, però ripartiremo proprio da questo punto, e poi non so se è possibile avere anche il collegamento telefonico con Benedetto Di Jacopo, che in questo momento si trova a Roma. Vedremo un po' il contributo di Di Jacopo a questa discussione, se riusciamo a raggiungerlo. Rimanete con noi. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di temi del lavoro insieme ad Angelo Sposato. Prima di andare in segretario regionale della CGIL Calabria, prima di andare in pubblicità, stavamo vedendo un po' di fare il mea culpa, no, dei sindacati per quanto riguarda questo distacco che si registra da parte di molti lavoratori, quindi questa fiducia che è in calo nei confronti delle organizzazioni sindacali. Beh, il dato è questo, bisogna fare un po' il mea culpa, probabilmente c'è qualcosa che negli anni non ha funzionato e si ripercuote proprio sul parlare di questo dopo essere uscito da un'assemblea con 500 lavoratori precari a livello nazionale, chiaramente è chiaro che la fase è difficile. 20 anni, le dicevo prima, di crisi hanno ovviamente creato tanta sfiducia, speranza, rassegnazione nella politica, nei corpi intermedi. Poi devo dire anche la verità, non c'è stata una politica in questi anni che ha cercato un dialogo col sindacato, anzi c'è stata proprio una disintermediazione nel tentare di far diventare il sindacato quasi una controparte anche da parte della politica. Quindi c'è stato un po' questo... È stato un obiettivo che ha tentato la politica, a cui non è riuscito, perché è chiaro.
E però il sindacato ha bisogno anche di un processo ovviamente di riforma. Io credo che la CGIL da questo punto di vista che rappresento in Calabria sta facendo un grande sforzo di stare molto a contatto e a fianco del disagio, del bisogno sociale e lo sta facendo anche fianco a fianco con i lavoratori. Noi faremo la mobilitazione proprio per questo, per dare segnali, stiamo facendo degli investimenti sui luoghi di lavoro per cercare di rendere protagonisti soprattutto i lavoratori. Abbiamo Benedetto Di Jacopo, benvenuto intanto Benedetto Di Jacopo, segretario nazionale della Confiel. Grazie per aver accettato questo nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato, un saluto a tutti gli ospiti in sala. Abbiamo Angelo Sposato, ai telespettatori. Angelo Sposato in studio con noi, stavamo facendo un po' questa analisi, un po' le prospettive. Ti saluto con amicizia e stima per il lavoro che fa. Che ricambio? Ciao Benedetto. Prima di chiamarla abbiamo affrontato un po' il problema della stabilizzazione degli LSU e delle LPU e poi stavamo dicendo un po' questo senso di sfiducia che si registra a livello nazionale nei confronti del sindacato da parte degli stessi lavoratori, quindi un sindacato che ha bisogno anche di riformarsi, di stare al passo con i tempi. Quello che è successo, diceva Angelo Sposato, in 20 anni di crisi ha inciso anche nel rapporto tra lavoratori e sindacato. Ma intanto c'è una società che cambia e si evolve e quindi anche i rapporti e i modelli di rappresentanza devono guardare avanti non più con le lenti del passato, ma devono saper comprendere questi cambiamenti, quali sono i mutamenti, le istanze dei lavoratori, che ovviamente le grandi confederazioni con le quali anch'io ho contribuito a rappresentare il mondo del lavoro, devono saper sempre meglio rappresentare queste istanze. Certamente la precarizzazione del lavoro, il fatto che c'è un processo di svalorizzazione del lavoro devono essere tenuti meglio in considerazione. Questa situazione calabrese, per esempio, si parlava di precariato, penso ai 5.000 circa lavoratori ex LSU e LPU, penso a tutti gli altri lavoratori, gli ammortizzatori sociali in deroga, eccetera, ma per esempio per quanto riguarda i 5.000 c'è un passo indietro assoluto rispetto a ciò che si era programmato. Qui non bisogna cincischiare, governo e regione devono prendere atto che ci sono questi 5.000 lavoratori sfruttati dagli enti locali a nero da oltre 20 anni che hanno bisogno di un atto di risarcimento. Né possono valere la riforma Madia con tutto ciò che prevede. Gli enti non potranno mai stabilizzare questi lavoratori da soli, ma ci vuole una legge di un solo articolo che agisca in deroga a tutti i vincoli assunzionali e mette in ruolo sovrannumerario questi lavoratori come è stato fatto con la 285, un atto di risarcimento puro, costi quello che costi, in deroga ai vincoli assunzionali, in deroga ai patti di stabilità, in deroga anche alle procedure concorsuali. Tutto questo non è la luna, è un atto di giustizia di una società equa, giusta, civile e democratica. Questo significa che tutti si devono adoperare in questa direzione e sono convinto che CGIL e CISL-UIL, le grandi confederazioni, sapranno fare tesoro di questa situazione, perché per primi sanno che i comuni senza questa forza lavoro potrebbero portare le chiavi ai prefetti, le chiavi dei municipi, perché non potrebbero più assicurare i servizi ai cittadini. Ecco, per queste ragioni dicevo prima a Benedetto che occorre dare potere contrattuale alla Regione e andare in piazza, perché così come ci siamo conquistati il contratto sulle autostrade, sulle strade, dobbiamo tornare nelle prossime settimane in piazza. Io e ti faccio fare una provocazione immediata, Angelo, in senso buono del termine. Io sono disponibile con tutti i lavoratori che sai che rappresentiamo nella provincia di Cosenza e non solo, a fare questa battaglia. Una sola cosa, un'organizzazione grande come la vostra, come la CISL, come la UIL, devono sapere che ogni lavoratore ha il diritto alla rappresentanza. Non consideriamo gli altri come degli appestati in chiesa,
consideriamolo come elementi che portano una visione diversa, ma la mia per esempio Confederazione è inclusiva, solidale e riformatrice. Tu sai che su questo c'è c'è una... concorrere insieme a voi a vincere questa battaglia sul precariato. Quindi sia la mobilitazione... pubblicamente la mia disponibilità. Tu sai che per quanto mi riguarda non c'è battaglia che si fa se i lavoratori non sono uniti. Da questo punto di vista bisogna creare una grande alleanza per il lavoro in Calabria a partire dalla mobilitazione e fare in modo che si mettano insieme fianco a fianco tutti i lavoratori. Poi sulla rappresentatività sai bene che noi come CGIL da anni che ci battiamo su una legge per la rappresentanza perché è utile. Io ho fatto un'iniziativa al Senato, come sai, su queste e non dovevo essere io a richiederlo, ma sono io a richiederlo. Certo, io sto stare alle regole. Certo. Si dica in base al dettato costituzionale che parla solo che il lavoratore ha la libertà di associarsi dove vuole, di regolamentare questa materia stabilendo quali devono essere le soglie. Ed è l'unica possibilità con una legge sulla rappresentanza che noi stiamo chiedendo da anni. Dopodiché ricordo anche al mio amico, a questo punto al mio amico Angelo Sposato, che a differenza di quello che succede in Calabria, in Sicilia le vostre organizzazioni firmano e fanno battaglie insieme a organizzazioni provinciali o comunali, sigle autonome, che non hanno nemmeno la mia dimensione nazionale. Io voglio ricordare qui che la mia organizzazione è presente in 15 regioni e 65 province, ma insomma la Confial. L'obiettivo credo sia... Non parliamo di noi, parliamo certo, diciamo, dell'emergenza, quello perché abbiamo... poi ecco perché poi i lavoratori magari si allontanano un po'. Io sarei più invece di fare un... Il senso è questo. L'alleanza si fa sul campo. Sono d'accordo. L'alleanza si fa sul campo. Facciamo una mobilitazione... Io sono nella lotta con la mia organizzazione e i miei lavoratori e lavoratrici. Perfetto. Questa è la disponibilità che quindi anche secondo lei, insomma, per avere delle risposte, perché in effetti in tutti questi anni abbiamo assistito a tante promesse, abbiamo ascoltato tante promesse, tante idee che poi non si sono concretizzate, mancano poi gli investimenti, come diceva Angelo Sposato, cioè bisogna capire quanti investimenti sono previsti per dare risposte ai tanti investimenti precari. In conto capitale, perché noi significa che il governo deve prendere le risorse ordinarie nella redistribuzione che fa ogni anno, deve iniziare a considerare la Calabria non figlia di un dio minore, ma una figlia nemmeno prediletta. Vorremmo avere il giusto e questo fino ad oggi non c'è stato. Voi sapete che perdiamo nei 200 milioni di euro che si perdono, che faranno sui tagli delle ferrovie, noi ne perdiamo circa 6 milioni nei prossimi anni. Un altro dettaglio, scusami Angelo, un altro dettaglio, per quanto riguarda i precari, nemmeno è un problema di risorse. Vi faccio notare una cosa: se i lavoratori rientrano nel bacino, c'è la storicizzazione degli ASU, lo Stato sarà costretto a pagare un sussidio di 890 euro l'anno, al mese, a 5.000 lavoratori, che storicizzi queste somme e le metta a disposizione per il processo di stabilizzazione. Ripeto, con una legge di un solo articolo in ruolo sovrannumerario, con le risorse assicurate ai comuni, che rinvengono dai 38 milioni a disposizione della Regione, dei 50 che è messo a disposizione il governo e dal mancato pagamento degli ASU, che sarebbe costretto a pagare vita natural durante, quindi anziché avere precariato, creiamo posti di lavoro veri. Nella pubblica amministrazione servono circa 400.000 posti di lavoro perché il blocco delle assunzioni ha prodotto una carenza negli organici della pubblica amministrazione nelle paesi di circa 400.000 persone. Noi stiamo chiedendo contratto subito per questi lavoratori e sblocco del turnover, il che significa risolvere subito il problema dei lavoratori dell'SL più calabresi e dare spazio anche al resto del precariato in Calabria. Ecco perché occorre fare presto e occorre... Segretario, mi permetto appunto di confermare questo, quindi Conviel è disponibile alla lotta sul precariato, l'abbiamo detto, non ci sono io le chiedo questo. Ci sono 400.000 posti vacanti nella pubblica amministrazione, le risorse possono essere prese da quelle storicizzate e dal ripristino del turnover di quelli che vanno via nella pubblica amministrazione. Quindi Jacob, anche secondo lei, cioè i lavoratori, i disoccupati, i precari, parliamo in questo caso della Calabria, per essere ascoltati si devono scendere in piazza, questa è la strada. Io ricordo una cosa, anche al segretario della CGIL che è in studio, ricordo una cosa, siamo andati sull'autostrada, serve la mobilitazione forte? Sì, si sono prese le denunce i lavoratori e sono state fatte le multe.
i dirigenti sindacali altrettanto, compreso noi che le abbiamo diretta quella lotta. Sappiamo che dopo 4 ore di blocco d'autostrade è arrivata la risposta, i 50 milioni che non erano stati concessi dal governo. Ora noi diciamo, democraticamente ci aspettiamo da un governo che abbia il senso civico e il rispetto dei cittadini, che copra anche quest'anno con i 50 milioni Ma non basta quello, non basta. Questo è uno. Dopodiché il processo di stabilizzazione non si può bloccare e bisogna fare in modo che il Parlamento, con una legge di un solo articolo, metta in ruolo sovrannumerario tutti i dipendenti. Altrimenti quindi questo è il punto, insomma, fare questa legge ad hoc, però secondo lei, per richiamare l'attenzione ancora una volta, c'è bisogno, insomma, che i lavoratori scendano a protestare energicamente. E spingere su un confronto che fino ad oggi non c'è stato, perché il 20 giugno abbiamo fatto una mobilitazione in Italia con Cisle Will anche e con altre sigle. Segretario, per l'unità, voi intendete le 3 sigle e c'era, purtroppo mi permetto di dire c'era un impegno da parte della Giunta di chiedere. Benedetto, non fraintendermi, tu sai, ho detto Benedetto, Jacopo, facciamo concludere Sposato, poi può rispondere. Ho detto in anteprima che bisogna mantenere unito tutto il movimento dei lavoratori, quindi non voglio fare distinzioni, sto solo dando una notizia rispetto a quello che è stato. Ecco. Il 20 giugno c'è stata questa iniziativa che abbiamo fatto unitariamente e il Presidente Oliverio aveva preso impegno che avrebbe chiesto, fatto subito fare un tavolo sulla situazione dell'SUL+, per definire non solo la questione legata alla copertura economica per la proroga, ma anche per la stabilizzazione. Siamo arrivati ad oggi e ancora il tavolo non c'è stato. Ecco perché riteniamo che bisogna fare un percorso di mobilitazione, altrimenti il tavolo non ci sarà. Doveva essere entro il 2017. Io scriverò a CGIL Cisle Will della Calabria, evidenziando che la mia organizzazione è disponibile, questo è chiarissimo, naturalmente dirà la sua, a stare nella lotta per ottenere questo risultato. Non condivide però la modalità, quella di accettare supinamente la legge Madia e legare benissimo, e vedo che l'abbiamo contestata noi, vabbè, come CGIL, insomma. Perfetto, quindi noi rilanciamo con questa idea, invito CGIL Cisle Will, io non voglio primogeniture, di farsi carico di questa proposta, guardare alla 285 come abbiamo a quel tempo stabilizzato tutti quei lavoratori e ripeterla, ruolo sovrannumerario. Abbiamo detto alcune cose, non eri in collegamento e alcune cose le abbiamo già dette prima. Quindi... Io sono entrato adesso in collegamento, quindi mi scuso se le cose che non alcune cose le abbiamo dette. Però la posizione è abbastanza chiara, vabbè, insomma. Perfetto. Okay. Le chiedo di riassumere alla conduttrice la posizione della Conviale Nazionale, che è questa. Dovunque c'è un focolaio di lotta, che ci sono diritti in discussione, la Conviale è lì. Quindi è assieme con i lavoratori alle sigle. Chiediamo a quelle sigle di non considerarci gli appestati in piedi, no, ma non è mai stato fatto. La mia organizzazione è inclusiva, solidale e riformatrice. Certo, quello che è il sindacato, io parlo del sindacato in generale, non parlo di... chiaramente e abbiamo un'autonomia, siamo liberi, autonomi e indipendenti. Jacopo, io ne approfitto... su di noi livelli politici. Approfitto della sua presenza nel suo collegamento telefonico per chiedere un po' di dati sul lavoro nero in Calabria, perché Presidente... Ecco, do questa informazione, visto che me lo chiede, che è un po' prescindere è un'altra piaga questa. Sindacale. Sì, è un'altra piaga. Il lavoro nero in Calabria, tutta l'economia sommersa vale 5 miliardi e 500 milioni di euro. Significa che nessuna imposizione a nessun titolo, né fiscale né previdenziale, viene prelevata su questa massa enorme, che tiene conto che il PIL della Calabria vale appena 33 miliardi di euro, ai 5 miliardi bisogna aggiungere 11 miliardi di economia criminale, cioè tutte le attività illegali e criminali che fanno le cosche in Calabria. Quindi stiamo parlando di mezzo PIL della Calabria che se ne va in fumo. I lavoratori però, c'è da dire una cosa, si va in controtendenza in Calabria. Noi abbiamo al 2004 210.000 lavoratori regolari che diventano 148.000 nell'anno 2015. Noi presenteremo, invito il segretario della CGIL ad essere presente, come quello della CISL e della WIL, perché questo lo fa la Commissione. Noi presenteremo il primo rapporto sull'economia, il 10° rapporto sull'economia sommersa e il lavoro non regolare in Calabria presso l'ordine degli avvocati del Tribunale di Castrovillari.
Presenteremo in quell'occasione il primo rapporto sull'economia criminale che porta la prefazione del Ministro degli Interni Marco Minniti. E io vorrei chiederle una cosa, allora, in questi anni la situazione dunque mi pare di capire è migliorata da questo punto di vista? La Calabria va in controtendenza, questa è la stranezza, mentre tutto tende al sommerso, forse per effetto delle ispezioni che il buon ispettorato del lavoro fa, che la Guardia di Finanza fa, che i nuclei ispettivi fanno, e per il fatto che questo fenomeno è monitorato, noi stiamo arrivando alla 10ª edizione del rapporto sull'economia sommersa, la Calabria, a differenza della Lombardia dove cresce il sommerso, e di questo se ne deve fare un vanto anche il segretario della CGIL, in Calabria il sommerso scende. Attenzione, non parliamo solo di lavoro nero. No, le dico, le do i dati perché Benedetto ha dei dati, diciamo che... Segretario, guardi l'Istat, guardi i dati Istat, mi dicono che siamo a 148.000 lavoratori irregolari in Calabria. Allora, facciamo rispondere... Sono quelli che voi prendete solitamente dai centri per l'impiego e non avete invece un dato reale rispetto a quello che è la situazione invece del lavoro nero. Uno su due non lavora in Calabria. Segretario, noi facciamo ricerca sul campo, diversa. Anche noi. Avete dati diversi come... Sì. Abbiamo dati diversi, esattamente, abbiamo dati diversi. Noi prendiamo i dati Istat, li elaboriamo con una ricerca sul campo e li rendiamo fruibili alle grandi agenzie di rilevazione. Quindi i vostri dati non sono... Loro prelevano. Poi attenzione a non confondere il lavoro irregolare dal lavoro nero, che sono due cose diverse. Ho capito. Il lavoro in elusione è un'altra cosa. Ho capito. Bisogna comprendere nelle tipologie, segretario. Se poi voi nella diciamo, rilievo che avete fatto avete aggiunto come regolari anche gli utilizzatori di voucher, allora è chiaro che diventano regolari. No, assolutamente no. Io sono contro i voucher. E il problema è che sono stati conteggiati anche quelli, così come il lavoro a tempo determinato, per un giorno è stato considerato come lavoro, come nuova occupazione. Ufficialmente, credo lo facciamo giorno 10 presso la sede del Tribunale di Castrovilla. Vabbè, sarà occasione di confronto. Venga con i dati che ha la CGIL, le dimostreremo che i dati che noi presentiamo hanno una valenza di scientificità assoluta, di raccordo con i dati Istat e di misure che riguardano una ricerca sul campo minuziosa fatta per Jacopo, anche il governo ha detto che è aumentato l'occupazione, ma di fatto è aumentata l'occupazione a tempo determinato, sono diminuiti, dimezzati i contratti a tempo indeterminato, ergo uno che viene assunto per un giorno viene statisticato a fine anno come se avesse lavorato e fosse uscito dalla disoccupazione. Questa riesce dalla nostra valutazione. Allora mettiamola così. Occasione di confronto, insomma. Esattamente, in quell'occasione, forte i dati, noi le diremo e dimostreremo, dati Istat, ricerca sul campo. Le dico una sola cosa, sa quante sono tutte le imprese in Calabria? Almeno quelle anche con un solo dipendente, 197.000. Sa quante sono le ispezioni che fa l'ispettorato del lavoro ogni anno? 2.700. Non c'è valore assoluto, quindi significa che quando l'ispettorato del lavoro dà quei dati e lo fa su un campione di 2.700, non ha un valore di ricerca scientifica. Però se prendiamo i dati... Se io mi concentro solo sul Rosarno, troverò tutti i lavoratori irregolari in agricoltura. Invece mi devo concentrare anche sulle aree cammarate, che hanno le aziende serie, che hanno le aziende che pagano a tariffa. Quindi noi, a differenza del dato che fanno gli ispettori, facciamo anche questo, e io ho profondo rispetto agli ispettori, anzi aggiungo che se fossi io assumerei 1000 ispettori, perché ogni ispettore porta almeno 1 milione, 2 milioni di entrata allo Stato per le ispezioni che va a fare. Jacopo, io la devo interrompere. L'ultima cosa, dottoressa, sa quanto guadagna la Regione per ogni unità che emerge? 1.300 euro di addizionale IRPEF per ogni lavoratore che emerge. Si fermi qua perché abbiamo la telefonata di un telespettatore. Pronto? Sì. Pronto? Buongiorno. Salve, da dove ci chiama? Può abbassare l'audio del televisore gentilmente, altrimenti non riusciremo a sentirla. Grazie. Da dove ci chiama? Da Cosenza. Ci dica. Senti, io sono sposato, io lavoro al comune di Rovito, va bene? Qua ieri è arrivata un'email della regione dove dice dichiarazione imposta sui redditi del personale fisico. Non abbiamo capito nulla, chiedo scusa, è arrivata un'email dalla regione, le diceva può abbassare intanto il volume del televisore perché c'è qualcosa che ci... Allora. Allora, che cosa dice questa email?
Allora, queste mele noi ci hanno dato delle carte al comune di Rovito. Sì. Sono dei tirocediani, diciamo. Allora, questa è una carta da compilare, dichiarazione imposto sui redditi delle persone fisiche, la slide c'è di 6. Dichiarazione sui redditi delle persone fisiche. Sì. Tirocinante? Tirocinante? Sì, tirocediani, Sì. sì. Ma i soldi sono arrivati? Allora, praticamente... Sono arrivati i soldi per i tirocinanti? No, i soldi No, ancora no. sono arrivati, stanno prendendo tempo. Sì. Sì, Allora, ancora niente. Grazie per la... Non so grazie. se vuole aggiungere qualcosa, facciamo rispondere Sposato, poi ancora abbiamo in linea Diaco. Grazie. Grazie. Allora, se parliamo di tirocinanti, lei sa che noi tra mille difficoltà a dicembre abbiamo sottoscritto un accordo sulle politiche attive per questi lavoratori che sono partiti da qualche mese. Ci sono dei ritardi sui pagamenti che non sono nemmeno più giustificabili, devo dire, perché È uno scaricabarile. È uno scaricabarile, quindi diciamo hanno il sacrosanto diritto i lavoratori di rivendicare il pagamento, perché i ritardi che si stanno accumulando non sono giustificabili. Ministero, Quindi, Regione, sì. INPS. Adesso hanno mandato, mi dicono, anche io ho saputo ieri, un modello per detrazione d'imposta, che non è altro che un prendere tempo rispetto a questa situazione. Ecco perché noi abbiamo detto che così non vanno bene le cose, perché nel momento in cui decidiamo di spostare le risorse dalle politiche passive alle politiche attive, poi dobbiamo dare da una parte, fare presto per far partire i bandi, e sono partiti, però poi non si può tenere i lavoratori dopo 3 mesi senza stipendio, senza pagamento, certo. Non è giusto, è ingiusto, e quindi su questo, se la Regione non dà le risposte nei prossimi giorni, chiameremo anche questi lavoratori alla mobilitazione, perché è un sacrosanto diritto percepire dopo 3 mesi, insomma, lo stipendio, perché insomma... Lo ricordiamo, sono 800 euro lordi. Sono 800 euro per 6 mesi. Giusto? Sì. Ancora in linea il nostro telespettatore. Sì, sono 800 euro per 6 mesi e questi soldi vanno dati, non si può aspettare alla fine del tirocinio, insomma, scadenze, quello che ognuno ha, e quindi hanno il sacrosanto diritto di avere. Noi ieri ho chiamato al direttore dell'INPS regionale per capire quali sono gli impedimenti. A dire la verità, il direttore dell'INPS ha detto che doveva fare delle verifiche col Ministero per quanto riguarda alcune convenzioni che ancora evidentemente non sono state fatte, ma sono ingiustificabili, cioè il governo regionale e il Ministero dovevano sapere per tempo le cose che andavano fatte per garantire il pagamento a questi lavoratori, quindi su questo hanno diritto, e noi porteremo in piazza anche le loro ragioni il prossimo mese, se non verranno pagate. Grazie al nostro telespettatore che ci chiama da Rovito. Non so Però se... quel modello va compilato, perché non si può dare l'alibi alla Regione di prendersi tempo perché non sono arrivati i modelli, quindi invito in questo caso il lavoratore che ha chiamato a recarsi presso una delle sedi del sindacato, perché lì troverà i nostri funzionari ad compilare, ad aiutarlo nella compilazione della... Quindi è meglio farlo, sì, insomma, conviene perché farlo. chiaramente Sì, è chiaro sì, che si conviene. aspettano da mesi questi Va soldi. fatto, sì. Non Va fatto sembra- perché non bisogna dare l'alibi alla Regione per dire ti ho mandato il modello, non mi hai risposto e quindi non ti pago. Quindi come se va fosse fatto legato ad immediatamente. un modello, Sì, insomma, sì, è così. il E quindi... pagamento, va bene. Però noi stiamo incalzando la Regione e l'INPS per fare sbloccare i pagamenti, perché soprattutto nel privato ci sono problemi. Speriamo che arrivino queste risposte. Grazie per aver telefonato. Diacovo è ancora in linea, ma noi siamo in Sì, chiusura. certo. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato, allora ci sarà altra occasione sicuramente di avere magari Di essere anche in studio. Benedetto Diacovo in studio, magari presentando proprio questi dati sul lavoro Certamente. nero Che leggeremo con molta attenzione. per Assumo leggerli. questo impegno di mandare copia anticipata al segretario della CGIL di Perfetto. Cinque di Will. Grazie. E porterò nello studio, li può invitare tutti e tre perché lì è un fatto istituzionale, presenterò i dati ufficiali a prova di Perfetto. scientificità che presenteremo alla presenza del sottosegretario alla giustizia. Benissimo. Che ha fatto un saggio su questo rapporto. Io purtroppo la devo e salutare. La di Marco Minniti. Grazie, a lei grazie per avermi invitato e un saluto ancora a chi è in studio e a tutti i telespettatori. Alla prossima, grazie Benedetto Grazie Diacono, a ma lei. come si suol dire il tempo è tiranno, è finito, grazie davvero Grazie ad a lei Angelo e grazie a Sposato. tutti i telespettatori. Torneremo a parlare dei temi del Sicuramente. lavoro perché abbiamo visto ci sono ancora tantissime questioni in sospeso, quindi seguiremo un po' l'evolversi della situazione dai precari, i tirocini, perché insomma ci sono tante famiglie che aspettano questi soldi, continuiamo a parlare di questi temi davvero caldi. Grazie Grazie a lei. davvero e grazie anche a voi, alla prossima.